Ringraziando il nostro svitato da Londra, diamo le parole a frate Ciccio per il rosario quotidiano. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro, che il nostro diventi quanto il vostro. Nel primo mistero gaudioso si contempla Santa Maria di Gallura che mangiava legna, cagava segaura. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro, che il nostro diventi quanto il vostro. Nel secondo mistero gaudioso si contempla San Giovanni degli Aquini che tirava gas e pisava accendini. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro, che il nostro diventi quanto il vostro. Nel terzo mistero gaudioso si contempla San Carogio degli Uperti che mangiava ombrei sarali e cagava verti. Amen. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro, che il nostro diventi quanto il vostro. Nel quarto mistero gaudioso si contempla Santa Carmine di Assisi che mangiava capusci e cagava bisi. Amen. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro. E che il nostro quinto mistero gaudioso quanto si il contempla Santa vostro. Caterina delle Minarde che mangiava pomodoro e cagava conserva. Andiamo nel bosco a vedere se il vostro è più lungo del nostro, e se il vostro è più lungo del nostro, datecene un pezzo del vostro, che il nostro diventi quanto il vostro. Nel sesto e ultimo mistero gaudioso si contempla i santi di ogni sorte che scorrese sara e porte.